Al Pietro Cangemi di Torregrotta si chiude la stagione di terza categoria messinese con la sfida tra Torregrotta Under 21 e Arcigrazia, ultimo atto di un campionato che per entrambe ha ormai poco da dire in termini di classifica, ma resta utile per dare continuità e chiudere con una prestazione convincente. I ragazzi di Mister Borrelli arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta lo scorso 29 marzo sul campo del San Paolo Indipendente, mentre l'Arcigrazia è reduce da un pesante 2-7 incassato contro l'Astro Pappottello, risultato che evidenzia le difficoltà difensive degli ospiti. Classifica alla mano, il Torregrotta Under 21 occupa la quartultima posizione con 14 punti, mantenendo un margine di 4 lunghezze proprio sull'Arcigrazia. Prima occasione di Marca Torrese, lancio lungo dalle retrovie per Gabriele Barresi che si lancia verso Lopresti, ma il 13 non impatta bene, il portiere respinge. Rispondono i Mamertini all'ottavo, Mandanici serve dentro l'area alla Fiura che calcia bene ma trova la pronta risposta da parte di Di Paola. Al 13esimo nuova offensiva rosso-blu, Arimondi serve Gabriele Barresi, assist per il fratello Francesco che calcia prima su Lopresti e poi al fondo campo. Al 18esimo Consolo Coniglio serve l'inserimento di Gabriele Barresi, ancora però Lopresti costretto agli straordinari sul tentativo del numero 13. Giro di boa della prima frazione di gioco, la sfera arriva a Sciotto che calcia bene ma trova l'intervento in tuffo plastico da parte dell'estremo difensore Mamertino. Al 28esimo punizione vincente dei 35-40 metri, Bendaù che apre le danze, il vento soffia forte, il destro di Bendaù che si insacca sotto la trasversale per l'1-0 di giornata. 34esimo Francesco Barresi lotta e si conquista il calcio di rigore che verrà trasformato da un sinistro chirurgico di Sciotto che si esibisce anche in questa curiosa esultanza. Al 40esimo azione solitaria di Consolo Coniglio che salta l'avversario e calcia, para ancora Lopresti. Termina così sul parziale di 2-0 la prima frazione di gioco. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 8 minuti di rientro in campo delle formazioni, palla a centrocampo per Magazzu, sventagliata parabolica per Arimondi che salta anche Lopresti per il 3-0 Torrese che mette virtualmente in ghiaccio il match. Al 54esimo tocca a Spada prendere il posto di Chiarenza. Un minuto più tardi dalla battuta Lopresti sorprende tutti, sia Di Paola che il cameraman per il 3-1 dell'Arcigrazia. 62esimo palla per Lopresti e calcia dalla distanza, serve un intervento in tuffo da parte di Di Paola. 67esimo dentro anche Antonazzo. Al 73esimo cross dalla sinistra di Lopresti per Barafatao che segnerebbe ma di mano, tutto fermo per il direttore di gara. Al 10 al termine però riesce comunque a rientrare in partita l'Arcigrazia, palla per Barafatao che salta l'avversario, batte Di Paola per un finale infuocato al Pietro Cangemi. Minuto 85, punizione di Lopresti parata da Di Paola sulla ribattuta, il colpo di testa è ancora preda dell'estremo difensore torrese. Torregrotta che prova a chiudere avanti, azione targata Under 17 con Spada che serve Antonazzo, il 14 si accentra e calcia a destro che però sorvola di poco la trasversale dei pali. Termina così la gara del Cangemi, termina anche il campionato di terza categoria. Torregrotta Arcigrazia è già storia per 3-2, se la chiude i ragazzi Mister Borrelli. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.